Il 25 ottobre a Padova si è tenuto il corso di aggiornamento FIPAV regionale per gli allenatori. Lo staff medico Medica Ferri, composto dal dottor Marino Baldo e dal terapista della riabilitazione dottor Riccardo Faccon, ha sviluppato ampiamente la parte teorica sul bendaggio funzionale. Questo bendaggio attualmente è anche abbastanza evoluto. Si è partiti dal lavoro americano quando si giocava nell'NBA all'inizio con il tape classico, cioè del cerotto, perché aveva comunque un piccolo effetto di tipo tensivo e estrocettivo, però di fatto la costruzione era fondamentalmente un bendaggio di tipo meccanico contentivo, cioè costruivo in un certo senso una gabbia adesa alla pelle dove di fatto bloccava uno dei bendaggi corti, non con leve lunghe, con leve corte, perché di fatto si giocava sulla tenuta del su questa gabbia intorno alle, per esempio nella caviglia, fondamentalmente intorno alle 3 articolazioni della caviglia per cercare di bloccare il piede. Poi vedremo un po'. Poi la scuola francese, non solo comunque, la scuola francese ha un po' sviluppato questo aspetto, giocando un po' più sulla procedibilità, allungando le leve in maniera tale che ci siano, per esempio a livello del ginocchio, anche molto lunghe, e hanno un grosso effetto muscolare, cercando di costruire il bendaggio più sulla parte anatomica che sulla semplice gabbia di contenimento. Questa posizione è molto importante, è la posizione del giro. Ci ancoriamo qua e io vado verso, ok? Avampiede, con questa blocco e il controllo. Lesione del crociato anteriore, il ginocchio, cioè io devo mettere subito in campo l'atleta. Qui fa il muscolo, adesso vi faccio vedere meglio, ok? E anche qui si va, vedi,